Non chiudetevi nell'isolamento, tante volte l'adulto perché è preso dai problemi, il giovane perché non si sente compreso. E bussate, tentate di sfondare, cercate il dialogo sempre e comunque, e se non è sufficiente nel contesto familiare, cercatelo all'esterno, qualcuno che possa aiutarvi ad allacciare questi ponti tra genitori e figli. Così, qualche anno fa, in occasione degli auguri pasquali ai nostri microfoni, Monsignor Pistolato si rivolgeva ai giovani, a quelli più fragili, ma anche a quelli che stavano affrontando le difficoltà della crescita. Perché Don Dino, spentosi a 68 anni dopo essere stato colpito da un ictus alcuni giorni fa, era così. Pensava e si dedicava ai più deboli, ai più poveri, faceva il possibile per aiutarli. Un uomo che non si tirava mai indietro, come l'ha ricordato il sindaco Brugnaro. Un amico, una persona del fare, condoglianze a lui, a tutta la comunità ecclesiale, a tutti i suoi amici, i suoi parenti. Un amico, non ho parole. A lungo direttore della Caritas diocesana, presidente della Fondazione Groggia, figura di spicco nella chiesa lagunare dove ha ricoperto numerosi ruoli, tra cui quello di vicario episcopale per i servizi generali e gli affari economici della diocesi di Venezia, Monsignor Pistolato da qualche tempo era parroco a Gambarare di Mira. Don Dino lascia un grande vuoto, perdiamo un perno della nostra comunità, molto amato a Mira, a Gambarare, che ormai era a casa sua, con tantissime manifestazioni di affetto e di stima. Un uomo di fede ma anche di polso, che non aveva mai paura di dire ciò che pensava e soprattutto di agire. Qualche tempo fa si era espresso anche a favore della moschea a Mestre. Lui lottava perché le cause della povertà fossero in qualche modo appunto allontanate dalle persone, e questo può essere che abbia dato anche qualche volta fastidio a qualcuno, può essere stato che alcuni atteggiamenti, che forse era anche dovuto probabilmente a un carattere molto forte, abbiano provocato anche delle reazioni, però secondo me sempre nei limiti, sempre anche diciamo in ascolto dei propri vescovi. Il patriarca Moraglia da Roma ha mandato un messaggio: la prematura morte di Don Dino addolora profondamente. Il suo servizio a livello diocesano, anche come vicario episcopale, è sempre stato attento a promuovere e organizzare la carità, con animo sacerdotale e sguardo rivolto alle innumerevoli situazioni di bisogno e sofferenza. Don Dino resterà nei cuori dei veneziani. Ha saputo trasformare poi il disagio in opportunità lavorative, e questo secondo me è un grande merito, e tutte queste cooperative sociali che lui ha creato, il fatto che continuino a creare, a generare nuove opportunità per persone in difficoltà, penso sia il modo migliore per ricordarlo. I funerali saranno celebrati sabato alle 10:30 a